Ecco, si conclude oggi una bellissima giornata, la seconda edizione di Aspettando il Natale a Pozzonovo. Quest'anno l'abbiamo improntata sulla cultura, storia, tradizione e presepe. Infatti siamo partiti stamattina con l'inaugurazione del presepe allestito in comune all'interno del comune di Pozzonovo grazie a un nostro cittadino Adriano Adolfo per l'esposizione e la realizzazione del presepe. Ieri sera abbiamo iniziato con il concerto in chiesa con la banda Città di Monselice e il coro La Torre del gruppo Alpini di Este. E adesso la giornata è dedicata naturalmente alle famiglie, perché Natale significa famiglia, significa tradizione, significa identità, significa appartenenza al nostro paese. Adesso lo spettacolo continua e io naturalmente ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questa bellissima giornata, per queste 2 giornate intense, a partire naturalmente da tutte le associazioni locali, dal gruppo esercenti di Pozzonovo e anche grazie al presidente del consorzio tesino delle Proloco, dove come voi avete potuto vedere oggi sono stati presenti 10 unici Proloco, compresa anche la Proloco di Montagnana, che hanno dato in qualche maniera un tocco, un tuffo al passato con rievocazioni storiche, arti, mestiere, tiro all'arco e quant'altro. Ringrazio anche che mi ha fatto molto piacere la visita del corteo dei tamburini al contrario di San Bortolo, che quest'anno tra l'altro hanno vinto la giostra di Monselice, per cui per noi è una soddisfazione, perché vivere una giornata così dedicata alla nostra comunità, alle famiglie, ai bambini, ai grandi, ai piccini, tutti, significa far vivere un paese piccolo come Pozzonovo. Grazie.